Strategico per il bellunese l'impianto del Maserot, che consente l'autogestione del territorio per quel che riguarda il trattamento dei rifiuti, avendo inoltre il valore aggiunto di chiudere in provincia l'intero ciclo di gestione dell'umido, dalla raccolta alla trasformazione in compost, producendo biogas e vendendo energia elettrica al gestore nazionale per un valore annuo di circa 1.300.000 euro. È l'impianto strategico per la provincia di Belluno, una provincia che vuole essere autonoma, non può prescindere da una gestione in proprio di un servizio importantissimo come quello dello smaltimento dei rifiuti. L'impianto tratta su due linee differenti, rifiuto solido urbano di tutta la provincia, esclusa Valboite, e tutta la frazione organica dei rifiuti urbani dell'intero territorio provinciale. Il rifiuto umido alimenta un biodigestore che lo trasforma in compost utilizzabile come fertilizzante, fornendo al contempo biogas per la produzione di energia elettrica. Questo è un impianto strategico per la provincia di Belluno perché confluiscono tutti i rifiuti della provincia e vengono lavorati. Stiamo parlando del rifiuto umido e del rifiuto secco. Ora di questi impianti è da definire il destino. La provincia ne detiene il 92%, ma in base alla legge Madia deve dismettere le quote. La proprietà dovrebbe diventare delle società che i rifiuti li raccolgono, ma la differenza tra prezzo richiesto ed offerta è per il momento ancora lontana dall'essere risolta.